Un consiglio regionale straordinario per tracciare una strategia contro la cimice asiatica. E questa è la proposta che PD, LeU e 5 Stelle lanciano alla regione perché si affronti in modo decisivo l'emergenza rappresentata dal parassita, un vero e proprio flagello per l'agricoltura veneto. Il Consiglio regionale veneto raccoglie il grido di rabbia lanciato dalle associazioni di categoria agricole durante la fiera di settore di Verona. Parliamo di oltre 200 milioni di danni alla frutticoltura e ad altre colture. C'è bisogno di un'azione molto forte di contrasto a questa cimice e c'è bisogno di cominciare a studiare quali saranno le ricadute dei cambiamenti climatici sull'agricoltura del Veneto. In altre regioni lo stanno già facendo e quindi anche su questo fronte va bene contrastare e di più la cimice asiatica, ma bisogna prepararsi a quello che potrà succedere in futuro. Il tema dei cambiamenti climatici è legato a doppio filo con quello della proliferazione dei parassiti, compresa la cimice asiatica. Allo stesso tempo, questa situazione climatica in continua evoluzione andrebbe a colpire altre specie di insetti, che potrebbero invece rivelarsi determinanti per combattere in modo naturale l'invasione delle cimici. Si parla di 160 milioni e circa 8.000 aziende colpite da diversi settori, in particolar modo la frutticoltura, ma anche altri settori. In questo la Regione deve assolutamente stare accanto a questi agricoltori per quanto riguarda la partita del sostegno economico per ristorare i danni, ma soprattutto andare a capire le cause, e tra una delle cause principali c'è la questione dei cambiamenti climatici che spesso qui in Consiglio viene trascurato o derise. Dal punto di vista pratico, come vi state organizzando? Cioè, cosa presenterete in aula? Presenteremo che ci sia durante il Consiglio straordinario che venga fatto uno studio per capire l'impatto dei cambiamenti climatici, come ha inciso su questo tema in Veneto.